bilancio e cronometro che partirà a breve. Ecco, qua vediamo già, abbiamo già una BMX. R84 Factory Team nasce praticamente nel lontano 2017, parte come associazione ciclistica dilettantistica che poi comincia a sfociare in varie discipline. Nel 2023 partecipiamo a un progetto comunale per il Comune di Mantova dove nasce il desiderio di creare una struttura sportiva inerente alla Pantrack, alle discipline Gravity, alle discipline Trial, alle discipline BMX. R84 crede in questo progetto e comincia a promuovere questa struttura. Nel 2023 c'è l'inaugurazione, nel 2024 nasce la prima Riders and Fun, che è questa giornata dedicata esclusivamente alle discipline da pump e da trial e da street trial, dove i ragazzi, la divisione giovanile di R84 Factory Team dà anima e corpo per organizzare qualcosa di mai visto a Mantova. Siamo stati fortunati perché la gente ha creduto in noi, perché ha creduto nel progetto, in primis il Comune di Mantova che ci ha preso per mano e ci ha aiutato in tantissime cose, vari sponsor che ci hanno aiutato in tante piccole e grandi cose. E praticamente quest'anno abbiamo avuto anche un grande afflusso di atleti di altissimo livello che nella giornata verranno nominati perché stiamo tenendo un po' tutto segreto, ma ci sono qui negli stand veramente atleti di primissimo ordine fra campioni europei e campioni italiani che mai a Mantova avremmo pensato di avere e che R84 Factory Team fosse in grado di far arrivare qui in Riders and Fun. Per noi del CONI vedere in centro città tanti giovani impegnati in una di quelle discipline diciamo nuove, moderne, che li avvicinano e soprattutto li tolgono dalla strada, significa dare valore a quello sport che non è solo agonistico ma ha anche un grosso valore sociale, di aggregazione, di inclusione a cui il CONI tiene in particolar modo. Un plauso va fatto sia a R84 che alla Federazione Ciclistica che al Comune di Mantova perché veramente la pista che hanno messo in piedi è una delle eccellenze a livello italiano, quindi in bocca al lupo a tutti e speriamo di proseguire su questa strada. Noi siamo più abituati alla strada, alla mountain bike. Però questi sono eventi che sicuramente sono importanti anche per i bambini, perché qua in questi percorsi che fanno i salti imparano ad andare in bicicletta e per noi è fondamentale è questo qua. Devo prendere atto che l'R84 sta organizzando un evento proprio di spicco, bello, mi piace molto anche il percorso e il posto che si presta molto bene. Quattro anni fa, quando abbiamo scommesso di realizzare questa pump track insieme ai ragazzi di R84 che ce l'hanno proposto, abbiamo visto bene. Abbiamo visto che poteva esserci un'utenza di tanti giovani a cui piace queste discipline. Questa pump track è sempre utilizzata ed è importantissimo realizzare manifestazioni a livello nazionale, di respiro nazionale, per portare qua atleti importanti che conoscono una parte della nostra città, dall'altra parte sempre più ragazzi vedendo questi atleti si appassioneranno di questa disciplina stupenda.